Buongiorno e bentornati con l'informazione in diretta di Telefriuli che apriamo subito con un'ampia pagina di cronaca partendo dal Friuli occidentale. La Guardia di Finanza di Pordenone infatti dopo 2 anni di lavoro ha scoperto una frode fiscale milionaria con l'impiego di un centinaio di lavoratori irregolari provenienti nel Triveneto. Indagate 5 società esterovestite e 7 cittadini romeni che fornivano manodopera ad aziende italiane aggirando le norme tributarie. Daniele Micheluz. Oltre 400 lavoratori irregolari, redditi sottratti a tassazione per 5,3 milioni di euro, contributi e ritenute non versati per 3 milioni, 7 persone indagate e un sequestro per equivalente per 840 mila euro. Questi, in sintesi, i risultati dell'indagine Faber-Dacicus, durata quasi 2 anni, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pordenone. L'attività investigativa ha coinvolto 5 società rumene operanti nella fornitura di manodopera a terzi, già segnalate per operazioni sospette, in relazione ad ingenti transizioni di denaro contante, poi utilizzato per pagamenti fuori busta ai lavoratori. Le indagini delle Fiamme Gialle, su delega della Procura di Pordenone, hanno consentito di accertare per queste aziende, che non pagavano i tributi nemmeno in Romania, l'esterovestizione. Inoltre, centinaia di lavoratori gestiti dalle società, distaccati presso i cantieri e gli stabilimenti di aziende italiane attive nel settore della metalmeccanica del Triveneto, in particolare nelle province di Venezia, Treviso, Gorizia e Udine, venivano assunti con contratti di diritto rumeno, apparentemente con la previsione di salari lordi di poche centinaia di euro, mentre in realtà gli stessi venivano retribuiti con paga oraria tra i 6 e i 9 euro, arrivando a percepire retribuzioni mensili tra i 1.400 e i 2.000 euro, corrisposti in nero. Contestato anche il caporalato. Insomma, quello ricostruito dai finanzieri pordenonesi, guidati dal comandante Stefano Comentucci, è un sistema di delocalizzazione illecita della manodopera che consentiva alle imprese utilizzatrici e committenti di acquisire forza lavoro formalmente regolare a prezzi molto vantaggiosi, con tanto di effetto dumping. Pertanto sono in corso ulteriori approfondimenti nei confronti delle società italiane che hanno utilizzato tale forza lavoro. La Procura di Pordenone ha richiesto e ottenuto dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari l'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo per un importo di 840 mila euro, pari alle imposte evase, in parte già eseguito su disponibilità liquide dei 7 soggetti allo Stato indagati, tutti cittadini rumeni. Andiamo adesso nell'Isontino dove questa notte, ieri notte intorno alle 23, si è sviluppato un incendio. Siamo in via Friuli a Cormons a prendere fuoco un materasso al secondo piano di un'abitazione in linea. Siamo in centro paese, sul posto sono intervenuti immediatamente la prima partenza del comando dei Vigili del Fuoco di Gorizia con l'autoscala, la vedete in queste immagini, e anche un'autopompa serbatoio. Le persone della palazzina sono state fatte evacuare, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Vedete, il fumo si è sviluppato attraverso le finestre, ha suscitato anche grande paura nella comunità. L'intervento si è concluso con la dichiarazione di inagibilità della struttura dell'alloggio interessato dalle fiamme. E invece a Trieste i vigili del fuoco questa notte sono stati impegnati per diverse ore fino alle 5 dopo un allarme scattato intorno alle 23 per un rogo di sterpaglie che ha interessato una superficie di circa 5.500 superfici, area diciamo così di bosco e comunque sterpaglia. Il fumo è arrivato fino in città nella zona dei Campi Elisi partendo dal borgo di San Sergio. 14 gli uomini del distaccamento di Muggia che sono intervenuti per domare le fiamme. Tante le chiamate al 112, si indaga sulle cause del rogo che pare essere comunque accidentale, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. E 3 frequentatori di una palestra di Cervignano del Friuli e anche il titolare, un uomo che risiede nella Bassa Friulana, sono stati sanzionati dai carabinieri del nucleo antisofisticazione e salute per aver violato la normativa anti-Covid. Chi faceva attività fisica, 3 persone all'interno della palestra, era senza il Green Pass. Il responsabile non si è premurato di controllare la certificazione verde. Guardiamo. Anche una palestra di Cervignano del Friuli è finita nel mirino dei carabinieri del nucleo antisofisticazione e salute di Udine, impegnati in questi giorni di agosto nei controlli per verificare il rispetto del corretto utilizzo e del possesso del Green Pass nei luoghi chiusi dove è obbligatorio averlo con sé.
All'interno degli spazi della palestra della cittadina della Bassa Friulana sono state trovate 3 persone che stavano svolgendo attività fisica senza certificazione verde. Sono state elevate sanzioni complessivamente per 1.600 euro nei confronti dei 3 frequentatori e del titolare. A oggi a livello nazionale sono state 37 le sanzioni contestate, delle quali 19 ai gestori di ristoranti, bar, palestre, sale scommesse e sale giochi, per non aver accertato il possesso della certificazione Covid, ammettendo clienti a consumare pietanze e bevande al tavolo all'interno dei locali o consentendone comunque un accesso senza verifica. 3/4 delle sanzioni rilevate nel corso dei controlli riguardano strutture di somministrazione di alimenti e bevande, ristoranti, pizzerie, bar. La restante parte sono legate invece a monitoraggi in palestre, 24%, e sale gioco e scommesse, 11%. E un grazie ai carabinieri del NAS, comandati a Udine dal capitano Fabio Gentilini, che lavorano ogni giorno a tutela della salute e del rispetto delle regole. Sono ormai milioni di cittadini che utilizzano in modo corretto il Green Pass, uno strumento importante per contrastare la pandemia e mantenere aperte le attività. Così il ministro della Salute Roberto Speranza, commentando le operazioni di controllo da parte dei carabinieri appunto del NAS, che hanno portato all'accertamento di numerose irregolarità e mancati controlli della certificazione verde Covid-19. Ricordiamo che in Friuli Venezia Giulia sono meno di 10 i casi in cui le forze dell'ordine hanno riscontrato violazioni di questo tipo legate alla Green Pass. E poi un incidente stradale, un monitoraggio, tutta l'Italia, rimaniamo sul Covid, resta in zona bianca e quanto risulta dalla bozza del monitoraggio settimanale in Friuli Venezia Giulia, così come in altre 17 regioni e province autonome, il rischio è moderato. Risulta basso solo in Lombardia, Veneto e Lazio. L'RT a livello nazionale scende e l'incidenza è stabile a 74 casi ogni 100.000 abitanti. Della nostra regione è di 46 casi, più bassa della media nazionale. Il servizio. Scende ancora e si attesta a 1.1 l'RT a livello nazionale. La scorsa settimana era ad 1.27. L'ulteriore ribasso conferma una tendenza in atto già da alcune settimane. L'Italia resta tutta in zona bianca. Il monitoraggio settimanale salverebbe la Sicilia, per il quale era stato ipotizzato un passaggio in giallo. Secondo la bozza del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, Lombardia, Veneto e Lazio sono classificate a rischio basso, le altre 18, tra le quali il Friuli Venezia Giulia, a rischio moderato. Nessun territorio supera la soglia critica di occupazione di posti letto in terapia intensiva e area medica, anche se i tassi salgono. Resta sostanzialmente stabile l'incidenza dei contagi per 100.000 abitanti in Italia. Questa settimana è a 74 contro i 73 della settimana precedente. In Friuli Venezia Giulia l'incidenza è di 46,1 casi ogni 100.000 abitanti. La circolazione della variante Delta è ormai largamente prevalente in Italia. Questa variante è dominante nell'Unione Europea ed è associata a un aumento del numero di nuovi casi di infezione anche in altri paesi con alta copertura vaccinale. Secondo la bozza del monitoraggio ISS Ministero della Salute, una più elevata copertura vaccinale e il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus, sostenuta da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità. E un incidente si è verificato poco dopo le 10:30 di oggi. Siamo sulla Napoleonica, al confine tra Mortegliano e Castions. Di strada lungo Morsano al tagliamento, vedete le immagini appena giunte in redazione, si sono scontrati un SUV Toyota e un'altra vettura, un SUV. All'incrocio, tra le persone che sono rimaste ferite, soccorse tempestivamente dall'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Palmanova. I vigili del fuoco provenienti da Cervignano del Friuli, la centrale Sores di Palmanova, ha inviato sul posto anche l'equipaggio dell'elicottero perché l'incidente pareva molto grave. Tanto spavento tra le persone ferite, disagi per la viabilità. La strada è stata liberata dopo poco grazie all'intervento dei carabinieri della radiomobile della compagnia di Latisano, a supporto anche una pattuglia della Guardia di Finanza. E i pompieri pordenonesi sono ancora al lavoro per la verifica dei danni e dei lavori da eseguire sui tetti danneggiati dalla tromba d'aria di lunedì sera. In aiuto dalla giornata di ieri sono arrivati anche i droni dei vigili del fuoco del Veneto. Vediamo le immagini.
Sono più di 300 gli interventi riconducibili alla forte ondata di maltempo che i vigili del fuoco del comando di Pordenone hanno eseguito dalla serata del 16 agosto scorso a questa mattina del 20 agosto per tetti divelti, danneggiati e in particolare ad Azzano Decimo e a Fiume Veneto anche per alberi caduti. Oltre ai rinforzi di uomini e mezzi che martedì mattina sono arrivati a Pordenone da Bologna, Cremona, Forlì Cesena, Reggio Emilia, Torino, Trieste e Udine, ieri sono arrivati anche a supporto due operatori del nucleo del sistema aeromobili a pilotaggio remoto della direzione Vigili del Fuoco del Veneto, che con i loro droni hanno aiutato i pompieri pordenonesi per la verifica dei danni e dei lavori da eseguire sui tetti danneggiati dalla tromba d'aria di lunedì sera. Restano ancora da risolvere problematiche per oltre 70 interventi. E ancora migranti nella notte a Udine. Questa notte infatti sono stati rintracciati dai carabinieri della radiomobile della compagnia di Udine. Si tratta di cittadini pakistani, 5 in tutti erano appena scesi da un treno della tratta Trieste-Roma. Sono stati individuati non appena hanno messo piede sulla banchina e sono stati identificati. Si tratta di cittadini irregolari sul territorio nazionale, senza documenti, hanno subito chiesto asilo in buone condizioni di salute. Sono stati trasportati al lab della ex caserma Cavarzerani di Udine, dove sono stati avviati a triage e quarantena fiduciaria perché provenienti da paesi a rischio. E poi un soccorso alle foci dell'Isonzo, siamo nella zona di Gorizia, in particolare in località Punta Sdoba. Gli uomini delle moto d'acqua della Polizia di Stato sono riusciti a salvare 2 uomini del Goriziano, entrambi di 45 anni, uno si era gettato da una pilotina di 5 metri e era stato trascinato dalla corrente, l'amico tentando di salvarlo si era lanciato anche lui, però finendo anche lui in mezzo alla corrente. I poliziotti li hanno salvati dall'annegamento per poi riportarli illesi a bordo della loro pilotina. E si è conclusa con 10 concerti l'arrivo dell'edizione 2021 di Borghi Swing a Marano Lagunare per la serata conclusiva sul palco Gené Telesforo. Estratto dai concerti con i quali a Marano Lagunare si è conclusa la 4ª edizione di Borghi Swing, kermesse realizzata malgrado le incertezze dovute alla pandemia dall'Associazione Culturale Euritmica con patrocinio e sostegno del Comune di Marano, Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli. In attesa del Festival Udine Jazz organizzato sempre da Euritmica, è stata Piazza Vittorio Emanuele della località lagunare a fare da scenario alla serata clou nel cuore dell'estate, aperta con il concerto 8/4 del trio Rudy Fantin al piano e tastiere, Mauro Costantini all'organo Hammond ed Uti Gandhi alla batteria. È poi toccato al numero 1 dei nostri cantanti jazz concludere i 6 concerti di Borghi Swing 2021. Gegè Telesforo, ambasciatore dell'Unicef per l'infanzia, conduttore di brillanti trasmissioni televisive, ricercatore e divulgatore musicale, vincitore del Jazz It Award per 10 anni consecutivi, dal 2010 al 2019 come migliore voce maschile, arrivato a Marano con il suo Impossibile Tour 2021 in quartetto, con Domenico Sanna al pianoforte e tastiere, Michele Santoleri alla batteria, con special guest Dario Deida al basso. Ed era l'ultima notizia del nostro TG delle 12:30, ma rimanete con lui perché tra poco c'è a voi la linea con contributi e dirette dal nostro territorio. Una buona mattinata.